durissimi. Dov'è questa malga? Memole, ciao! Ciao, bella! Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Sappade, da non confondersi con Sappada, che da qualche anno è in Friuli. Da Cencenighe a Gordino si sale verso Falcade e poco prima del paese si sale a destra seguendo le indicazioni per Sappade, dove c'è un piccolo parcheggio. Il nostro percorso di oggi è interessantissimo e anche molto semplice. Si chiama il sentiero geologico del torrente Gavon. Ecco, noi ci troviamo qui dove abbiamo parcheggiato. Dobbiamo scendere lungo la strada asfaltata che abbiamo fatto per salire fino a questo bivio e poi scendere ancora. E da questo punto inizia il sentiero geologico che sale per di qua, arriva alla famosa cascata delle Barezze, poi qui non si vede tutto perché arriva fino a Malga Bosc Brusà. Questo non è il sentiero, questo è il torrente. Comunque si arriva fino a qui. Ecco, questo è il bivio e qui andiamo a destra seguendo le indicazioni per Falcade. Dobbiamo scendere ancora un po'. Ecco, presso questa tabella inizia il sentiero geologico del torrente Gavon, che si divide in 15 tappe che vengono chiamati stop. È lo stop 1. Noi ci troviamo qui ci sono tutti i numeri degli stop fino al 15 che è Malga Bosc Brusà. Pochi metri dopo la partenza c'è già lo stop numero 2, questo qua, che indica che il torrente Gavon è proprio qua sotto. Stop numero 3. Finora sono stop che indicano qualcosa di geologico, la storia della zona. Cascata delle Barezze, 30 minuti a sinistra. Ok. Stop numero 4, all'altezza di un incrocio con la strada asfaltata. Questo sentiero è caratterizzato anche da un segnavia dedicato giallo e rosso. C'è un paletto. Si va su? Allora, evidentemente sì, perché all'altezza di questo stop 5 c'è un sentierucolo, c'è un paletto giallo-rosso, chiaramente scritto sentiero geologico, e quindi è di qua. E infatti più avanti c'è anche un altro. Eccoci anche. Eccolo là. Segno. Sì, sì. Ma questo sembra il fungo che c'è all'inizio della Valle delle Sfingi. Beh, ci assomiglia un po', e in effetti compare in fotografia sullo stop 5 qua sotto. Adesso ho capito perché ci fanno deviare di qua, per farci vedere questo fungo. Probabilmente il sentiero torna sulla mulattiera principale. Bello. Bellissimo. Ecco, siamo tornati sulla mulattiera principale. Era proprio una deviazione per vedere il fungo. Primi lamponi della stagione. Eh sì. Piccolini ma rossi. 1 Oh sì. e 2. Primi lamponi. Sono maturi. Poco dopo c'è un altro bivio e questo è molto chiaro.
si va a sinistra per lo stop 6 e poi si torna qua per lo stop 7, quindi probabilmente qui c'è la cascata delle Barezze. Questo è il torrente Gavon che viene alimentato dalla cascata. Adesso torniamo al bivio precedente. Si è lavata? Sì. Bene. Torniamo al bivio precedente e proseguiamo per lo stop numero 7, che dovrebbe essere il ponte delle Barezze, da cui si vede la cascata dall'alto. Vediamo se è vero. Sì, siamo tornati al bivio. Ci sono funghi di capperi. Ecco, questa è un'altra delle cascate delle Barezze e il ponte dovrebbe essere proprio qua sopra. Bisogna fare un po' di contorsionismo. È pieno di lamponi. Sì. Buoni. E per me niente? Per te? Quale vuoi? Uno maturo, magari. Sono durissimi.
adesso abbiamo lo stop numero 7, che qua sotto sarà un bel vedere probabilmente. Ripidino? Percorso vita. Ecco, siamo sbucati sulla strada, quella che sale da Sappade, dove c'è lo stop numero 8. Siamo giunti al ponte delle Barezze e qui siamo a circa metà del nostro percorso. Adesso il tratto successivo è tutto sulla strada di servizio di Malga-Bourg-Brusat, che secondo il cartello è distante un'ora. È vertiginoso, letteralmente vertiginoso. Che ripido! Sì, è ripido adesso. Ah, questo è il numero? 9. Il torrente Marmoladella. E continua la salitona. Alberi chilometrici. Cosa stai guardando? Indovina un po'? No, non dirmi. Sì, No, sì, sì. Siamo a fine luglio e ci sono già le mazze di tamburo. in un posto insospettabile. Tiracchia? Fantastico! Vieni un po' a vedere. Questi sono i marmoi, almeno stando al cartello dello stop. Erosione, La stratificazione. stratificazione, meraviglioso. Non posso garantirti che questa sia l'ultima rampa. Abbiamo ancora 5 stop. Oh, uno stop. Stop numero 11, che spiega quali sono le due montagne qui dietro. Il Col Becker, quello di là, e quello di là invece è il Monte Vallesella. Senti, la malga è aperta o chiusa? Chi lo sa, in rete ho cercato e c'era scritto che una volta era aperta, nel senso che ti davano da mangiare, mentre invece adesso non lo fanno più. Ma che strano, io sento profumini di mangiare. Ah sì, io non sento niente. Sì, sì. Dobbiamo sperare. Non lo so. Avrei un certo languorino. Appetito, sì, anch'io. Sì. Speriamo bene che ci sia da mangiare, perché stiamo facendo una fatica cane. È un tratto ripidissimo. Facile, perché è una strada praticamente, ma ripidissimo. Ma io continuo a sentire i profumini misti. Secondo me te li sogni. E perché hai fame? Li senti per quello? No, vediamo. Bisogno di calorie. Bisogno di calorie? Non lo so. Quanta pendenza avrà? 15-20%? Tanto. Beh, questo è almeno 20.
Dov'è questa malga? Desidero arrivare. Anche tu? Continuo a sentire voci. O sto già allucinando. Vedo qualche cartello, ma non leggo ancora. Cosa c'è scritto? Benvenuti. Benvenuti alla Malga Bosco Brusa. Malga aperta, chiudere il cancello, grazie. Ah, che bello. Non ci credo. Oh, Si mangia. si spera. Dai. Sento i campanacci. Stop 12. Panorama geologico. Peccato che sia pieno di nuvole. Vabbè. Comunque quelle dovrebbero essere palesine. Che bel suono. Campanacci, cani e cibo in spe. Attenti al toro. Oh oh. Due in un colpo. Arrivati alla Malga, che per fortuna è aperta, gli ultimi due stop, il 14 e il 15, e il sentiero geologico del torrente Gavon termina qui. Adesso si mangia. Ciao. Ciao. Nemole. Nemole, ciao. Ascolta, sente il suo nome, conosce il suo nome, Nemole. Ciao, bella. Allora, cosa abbiamo? Allora, ricotta fresca, Fatta da loro, eh? sì, formaggio pastorizzato questo, No, quello è formaggio crudo. crudo, questo è salame, Salame. loro, questo è formaggio termizzato, Termizzato, e quella è Questo- ricotta affumicata con la polenta. affumicato e polenta, È una bella birra. sì. È Buon bellissimo, appetito! bellissimi bicchieri. Pure i bicchieri sono belli. Wow! Ecco, è arrivata anche la fetta di torta. Abbiamo mangiato benissimo a questa Malga Bosco Brusa e abbiamo anche scambiato 4 chiacchiere con i malgari, che sono simpaticissimi. E in più ci siamo portati via una ricottina affumicata, grande così. Adesso, per tornare al punto di partenza, scenderemo lungo la mulattiera fino al ponte e da lì, invece che rifare il sentiero, seguiremo la strada che ci porterà in pochi minuti al parcheggio di questa mattina. Eccoci tornati al Ponte delle Barezze e come detto da qui sono circa 10 minuti di strada per tornare al parcheggio di Sappade. Il percorso ci ha offerto dei tratti entusiasmanti fra cascate, malga e cibo. Dal sentiero geologico del torrente Gavon è tutto, grazie e alla prossima!